Sulla questione di Abbanoa e della sua crisi, che ha determinato un debito superiore ai 400 milioni di euro e portato in piazza i dipendenti per uno sciopero generale, interviene Roberto De Riu, candidato alle primarie del centro-sinistra e presidente della provincia di Nuoro. L'esponente politico nel 2010 ha dato vita ai comitati per l'acqua pubblica. De Riu, che ha inviato una lettera di solidarietà ai sindacati e ai lavoratori dell'ente, ribadisce la propria posizione critica su Abbanoa, per la quale dice ci sono due soluzioni sul campo. La prima, spiega De Riu, è quella portata avanti dalla giunta regionale e dalla maggioranza che governa la regione e prevede che rimanga tutto com'è, che l'ambito resti unico, non avvenga nessuna ristrutturazione e che Abbanoa continui a gestire come sta facendo ora. La seconda soluzione, scrive De Riu, che auspico da ormai 3 anni, prevede l'analisi scientifica e tecnica della definizione dell'ambito territoriale da affidare al gestore del servizio. Ambito che, lo dice chiaramente la legge, prosegue De Riu, deve avere una dimensione ottimale. Il candidato governatore insiste sul fatto che la legge nazionale parla di ambito ottimale da dimensionare secondo i principi economici e di convenienza, anche perché poi il servizio deve essere pagato a tariffa e questo impone che l'ambito debba essere tale per far arrivare il costo dell'acqua al cittadino il più basso possibile. L'ottimalità, sottolinea De Riu, si trova quando i cittadini serviti sono 500.000 e quando i metri cubi erogati sono 50 milioni. Quello sardo invece, rileva De Riu, sono 1,6 milioni serviti da un volume d'acqua di 141 milioni di metri cubi. Non è ottimale, è grande e unico, è regionale. De Riu insiste sul fatto che ci siano due soluzioni in campo, due visioni della politica, una centralistica con indirizzo, gestione e controllo tutto in un'unica mano, l'altra decentrata secondo ambiti ottimali, con una regione che nel rispetto della legge si fida degli enti locali, dando loro l'incarico di definire gli indirizzi per la gestione e l'erogazione di alcuni servizi ai cittadini. E con gli stessi, conclude il Presidente della provincia di Nuoro, democraticamente responsabilizzati perché finalmente nella possibilità di controllare i gestori, erogatori e chi determina gli indirizzi.